Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi dato l'opportunità di presentare alcune brevi idee su come la scienza ci può aiutare a cercare di risolvere un'equazione complessa che potrebbe sembrare di impossibile risoluzione, ossia quella di riuscire a coniugare produttività, sostenibilità ambientale, economica e sociale e biodiversità. Il dato di fatto da cui dobbiamo partire è che alimentarci costa. Costa non solo, lo sappiamo tutti quando andiamo al supermercato, ma oltre a quei costi che corrispondono ai costi diretti della produzione degli alimenti, ci sono tutta una serie di costi indiretti che al momento nessuno sta pagando, perché se venissero riversati sul consumatore farebbero aumentare notevolmente il costo degli alimenti e costi che al momento vengono pagati dal nostro pianeta. Il sistema alimentare è responsabile per circa un terzo delle emissioni totali di gas climalteranti e di questo 34% il 71%, quindi una proporzione di gran lunga maggiore, è dovuta alla produzione primaria, solo il restante 29% è dovuto a tutto quello che viene dopo. E è la produzione primaria più il cambiamento di uso del suolo che deriva dal fatto di dover produrre gli alimenti. È un settore che ha bisogno di accurate analisi quantitative e sicuramente soffre della mancanza di analisi precise, perché troppo spesso le conclusioni non sono basate su dati precisi, sono basate su, al meglio, dati qualitativi, al peggio, sensazione di impressioni. Io uso sempre l'esempio di un lavoro che è stato pubblicato qualche anno fa su Nature Plants, dove dei colleghi economisti inglesi hanno fatto un'analisi di life cycle assessment del ciclo di produzione di un filone di pane, 850 grammi, che devono arrivare sul nostro tavolo. Allora, questa analisi ci dice che nella produzione di quel filone di pane ciò che pesa in maniera sproporzionata è proprio anche qui la produzione primaria, cioè andare dal momento in cui seminiamo in campo i semi di frumento fino al momento in cui li raccogliamo. Anche in questo caso circa il 70% dell'impatto, comunque lo misuriamo, è dovuto a quello. Tutto quello che viene dopo pesa solo per il restante 30% e in questo caso specifico di quel 70%, 2/3 sono dovuti a un unico elemento, che è la fertilizzazione azotata. A cosa ci servono queste analisi? Ci servono perché ci dicono che se vogliamo agire per diminuire l'impatto ambientale di quel prodotto, è inutile che andiamo ad agire sulla componente che pesa per il 5%, come ad esempio il trasporto. Dobbiamo agire su quella che pesa per il 40%, vedi fertilizzazione azotata. E questo ci dice che sicuramente c'è tanto bisogno di analizzare, misurare, quantificare. Io personalmente sarei molto favorevole a farlo in maniera sistematica, a mettere sugli alimenti delle etichette di impatto ambientale, oltre alle etichette che ci dicono quante calorie sono contenute, quanti lipidi, proteine, carboidrati. Di cosa abbiamo bisogno per riuscire a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni agricole? Abbiamo bisogno di innovazione. Cosa serve in agricoltura come anche in altri settori perché l'innovazione passi, nel caso dell'agricoltura, dal laboratorio alla tavola? Volendo essere schematici ci servono 4 cose. Ci serve una ricerca, preferibilmente una ricerca di eccellenza, e non è quello il problema. Ci serve un sistema di trasferimento tecnologico che porti la ricerca dai laboratori al sistema produttivo, ma poi ci servono altri 2 elementi che sono fondamentali. Ci serve un insieme di regole che sia adeguato e che non impedisca, che non sia un freno all'innovazione, e ci serve soprattutto, e questa è la parte fondamentale, l'accettazione da parte dei consumatori, perché se ci manca l'ultimo elemento possiamo fare tutto il resto al meglio, ma non andremo da nessuna parte, non avremo un impatto misurabile. Sicuramente in campo agricolo ed alimentare
c'è difficoltà da parte dei consumatori a accettare innovazioni. Non è un aspetto solo legato al settore agroalimentare. Ho preso questo da un articolo scritto oggi sul Corriere della Sera da Massimo Sideri, che ci ricorda tanti esempi, anche molto lontani, di innovazioni che inizialmente sono state mal accettate. La stampa a caratteri mobili, il telaio per produrre i tessuti, il cavallo di Troia, che veniva giudicato una slealtà. E quindi la conclusione a cui dobbiamo arrivare è che la verità è che l'uomo ha sempre avuto pregiudizi nei confronti della tecnologia e noi dobbiamo riuscire come scienziati a vincere questi pregiudizi. Quindi un aspetto fondamentale in campo agroalimentare è che dobbiamo riuscire a cambiare la percezione che il consumatore ha dell'innovazione. Dobbiamo cambiare la narrativa e la visione che fino adesso è stata comunicata al consumatore come la visione vincente. Quando andiamo a acquistare alimenti, e succede anche a me, siamo vittime di alcuni equivoci. Io dico che queste sono le 3 equazioni del consumatore. Vecchio è buono, nuovo è cattivo, naturale è buono, artificiale è cattivo, piccolo è buono, grande è cattivo. Se voi ci pensate, molto spesso quando fate le scelte al supermercato, scegliete in base a questi criteri che non necessariamente, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, ci portano a fare le scelte sbagliate. In agricoltura, e questo l'ha dimostrato bene anche Stefano, non sempre produrre in maniera meno intensiva vuol dire inquinare di meno. Se stiamo alla zootecnia, 2 giorni di convegno di zootecnici a cui ho assistito 2 settimane fa mi hanno convinto che in realtà i sistemi più intensivi sono quelli che, se la sostenibilità è misurata per unità di prodotto, inquinano di meno. In agricoltura, quindi, abbiamo bisogno di innovazione e noi abbiamo oggi 2 elementi tecnologici che potrebbero consentirci di riuscire a produrre tanto quanto produciamo adesso e probabilmente anche di più, impattando di meno, ossia diminuendo gli input che entrano nel sistema di produzione agricola. Questi sono l'innovazione genetica e sono l'innovazione digitale. In altre parole, il miglioramento genetico avanzato da un lato e l'agricoltura digitale di precisione dall'altro. Però tutte e 2 queste tecnologie, chi più chi meno, trovano difficoltà ad essere accettate da parte dei consumatori. Quello verso cui dobbiamo andare, e qui l'ha detto la SISA, l'ha detto in passato anche la FAO, la ISA, scusate, e l'ha detto in passato anche la FAO, è andare verso un'intensificazione sostenibile. Ossia, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo riuscire a produrre di più consumando di meno. Questo editoriale che era uscito su Science qualche anno fa ci riportava dei concetti importanti, nel senso che secondo alcuni, o forse in campo agricolo direi secondo molti, non c'è bisogno di aumentare le produzioni. Non c'è bisogno di aumentare le produzioni se noi riusciamo a agire su 2 fattori. Diminuire gli sprechi, che è sicuramente importante, va fatto, e dall'altra parte diminuire il consumo di carni. Quello che gli autori di questo editoriale dicono è che sì, sicuramente queste cose vanno fatte, possono aiutare, ma non esiste una bacchetta magica della ridistribuzione. Tutti gli agricoltori hanno bisogno di aumentare le produzioni e al tempo stesso aumentare i servizi ambientali, ossia diminuire l'impatto ambientale di queste produzioni. Cos'è successo negli ultimi 60 anni? È successo che in diverse parti del mondo questo obiettivo di andare verso un'intensificazione sostenibile è avvenuto a velocità diversa. Qui vediamo un indice di produzione pro capita che è parametrato mettendo uguale a 100 al 1960 e ci fa vedere come in Asia le produzioni siano aumentate, in Sud America siano aumentate, negli Stati Uniti siano aumentate per quanto decisamente di meno, in Europa sono aumentate per poi tornare a diminuire. Quello che sicuramente ci deve preoccupare molto è che in Africa la produzione pro capite è di fatto rimasta quasi identica a quella degli anni 60 e i grandi problemi verranno
da quel continente, perché quel continente conoscerà il maggiore aumento demografico da qui in avanti e anche il maggiore aumento in termini di fabbisogni alimentari. Io tendo sempre a essere molto schematico, sempre volendo essere molto schematici, com'è che noi possiamo apportare progresso tecnologico in agricoltura? Fondamentalmente per 3 strade. Utilizzare la genetica, cioè andare a modificare il patrimonio genetico degli animali e delle piante che usiamo per alimentarci, e l'abbiamo fatto a partire dal momento in cui le abbiamo addomesticate 5-8 mila anni fa. Possiamo farlo attraverso la chimica, possiamo farlo attraverso le tecniche agronomiche. Quello che i dati storici ci dicono, e qui ovviamente ammetto di avere un bias perché mi occupo di queste cose, sono che i maggiori aumenti sia di produttività che di sostenibilità ambientale sono derivati dal miglioramento genetico. 50% o più il dato storico, secondo alcuni oggi siamo più vicini al 80%. Forse l'esempio più evidente del successo della genetica è stata l'introduzione degli ibridi di mais. Qui vedete le produzioni dal 1885 per ettaro fino al 1930 circa, quando si utilizzavano popolazione a libera impollinazione, produzioni pressoché costanti. A partire dal 1930 la famiglia che poi fondò la Pioneer iniziò a introdurre gli ibridi di mais e vedete che la pendenza di quella retta è decisamente cambiata, finalmente è iniziata a salire e a partire dall'introduzione degli ibridi a singolo incrocio è andata aumentando in maniera costante di circa l'1,5% all'anno. Tenete conto che alcuni oggi vorrebbero ritornare alle popolazioni a libera impollinazione. Potete capire che conseguenze questo potrebbe avere. Ci stiamo preoccupando delle conseguenze della mancata esportazione del mais dall'Ucraina. Questo sicuramente avrebbe degli impatti molto più grandi. La genetica ci può aiutare? Sì, perché la genetica ha fatto passi avanti enormi negli ultimi decenni. Siamo riusciti finalmente ad accedere a qualcosa a cui non avevamo mai avuto accesso, che era l'identità dei geni che controllano i caratteri di interesse agronomico, quelli che si chiamano caratteri quantitativi o complessi. Sappiamo oggi che non sono controllati da un numero infinito di geni, come diceva la teoria della genetica quantitativa, ma sono in numero finito e si può agire su questi. E dall'altro lato la scienza e la tecnologia ci hanno messo a disposizione fantastiche metodiche che ci permettono di andare a modificare in maniera mirata singoli geni, ma addirittura singole basi presenti nel DNA di quei geni, rendendo il miglioramento genetico un processo molto più efficiente di quanto non sia stato fino ad oggi. Quindi stiamo entrando in quella che molti chiamano l'era del miglioramento genetico di precisione, in cui partiamo dall'identificazione dei geni che controllano i caratteri di interesse agronomico, come ad esempio l'efficienza d'uso dell'acqua, l'efficienza d'uso dei fertilizzanti. I grandi progressi verranno probabilmente da aumentare l'efficienza fotosintetica, perché è un carattere sul quale fino ad ora il miglioramento genetico non è riuscito ad operare. E poi abbiamo un insieme di tecnologie che in Europa oggi prima venivano chiamate New Breeding Techniques, oggi la Commissione Europea le chiama New Genomic Techniques, noi in Italia le abbiamo volute chiamare TEA o tecnologie di evoluzione assistita, che ci possono consentire di andare a modificare in maniera mirata singoli geni, ad esempio attraverso la cisgenesi, che ci può servire per introdurre geni di resistenza in maniera molto veloce e indolore, o andare a modificare singole basi per ottenere l'effetto desiderato attraverso, ad esempio, quella meravigliosa tecnologia messa a punto da Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, che va sotto il nome di genome editing o di CRISPR-Cas. Il concetto però fondamentale è che abbiamo bisogno dell'innovazione varietale. Cadere vittima della nostalgia, dei bei tempi andati e pensare di risolvere tutto andando a recuperare le varietà antiche è un'utopia. Cos'è che oggi frena l'utilizzo di queste tecnologie? Sicuramente un problema di tipo normativo. L'Europa fa fatica ad adattare la sua normativa all'evolversi della tecnologia e continua a trattare tutte le tecnologie alla stessa maniera, preoccupandosi più
del processo che porta alla modificazione genetica che non della natura della modificazione genetica stessa, che è il vero problema che andrebbe considerato. Oggi abbiamo una situazione per cui il genome editing, anche quando va a produrre una mutazione uguale a quella già presente in natura, viene trattato come un organismo transgenico. La Commissione europea sta lavorando a una rivisitazione della normativa. Per chi fosse interessato è aperto fino al 31 maggio una consultazione pubblica sul sito della Commissione europea in cui si può dare il proprio parere su come trattare queste tecnologie. Ma quello di cambiare l'agricoltura attraverso il progresso tecnologico non è l'unica strada a cui si pensa, perché secondo alcuni invece l'agricoltura può andare avanti guardando indietro. E qui stiamo in questo equivoco della nostalgia per i bei tempi andati. È sicuramente facile per tutti diminuire l'impatto ambientale se vado a diminuire la produttività. Vuol dire, se non produco nulla, non impatto nulla. E dall'inizio fino a lì ci sono tutti i diversi gradi a cui posso andare. Però quello che non ci interessa è semplicemente aumentare la sostenibilità per unità di superficie, perché, ripeto, sono bravi tutti a farlo, non ci serve uno scienziato, lo fa anche un bambino. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è aumentare la sostenibilità per unità di prodotto e non diminuirla, come invece spesso avviene con questi sistemi che Stefano ha chiamato low input, perché il rischio di voler adottare questi sistemi che vanno a diminuire la sostenibilità per unità di prodotto è quello di affidare la produzione a qualcun altro e quindi, dopo aver fatto l'offshoring delle produzioni manifatturiere, fare anche l'offshoring dell'impatto ambientale. Si parla di breeding partecipativo, c'è chi dice basta con gli ibridi, c'è chi vuole tornare ad arare con l'arato trainato dai cavalli, tutte cose bellissime, però dobbiamo fare i conti con la realtà. E la realtà è, ad esempio, quella che ci fa vedere questo studio che è stato pubblicato 4 anni fa su Nature Communications, dove si simulava quello che sarebbe stato l'effetto sull'agricoltura mondiale di una conversione totale del modello di produzione agricola ad un modello di agricoltura biologica. Io non sono contrario all'agricoltura biologica, ne condivido perfettamente le finalità. Posso non essere d'accordo sulle modalità con cui arrivare a raggiungere quegli obiettivi. Cosa ci dice questo studio? Ci dice che alla fine dei conti riusciremo ovviamente a ridurre l'utilizzo di prodotti chimici, ma quello va a san dire, nel senso che si definisce così l'agricoltura biologica. Riusciamo a migliorare la situazione del ciclo dell'azoto, però abbiamo aumenti notevoli dell'erosione dei suoli, abbiamo aumenti notevoli della deforestazione e soprattutto abbiamo aumenti di utilizzo di terreni agricoli che vanno dal 40 al 75% rispetto alla superficie attualmente utilizzata. E qui sta la più grande minaccia per la biodiversità, perché quella terra verrebbe sottratta a ecosistemi naturali che sono enormi serbatoi di biodiversità, anche perché non sarebbe sottratta in Europa, sarebbe sottratta in paesi come il Brasile, l'Asia, l'Africa, dove ci sono gli ecosistemi che sono il vero serbatoio della biodiversità che abbiamo sul nostro pianeta. Una cosa interessante su cui riflettevo guardando questi studi, che sia questo, che sia il life cycle assessment del filone di pane, è che in realtà non viene mai misurato l'impatto sulla biodiversità. E credo che sarebbe interessante introdurre anche quella misura nell'analisi complessiva per comprendere quelli che sono gli impatti delle scelte che facciamo in campo agricolo. Chiudo prendendo spunto da un editoriale che è uscito qualche mese fa su Nature, Ecology and Evolution, che si intitolava "L'agricoltura non è rocket science", e prendeva spunto dalla pandemia da Covid-19 per dire che l'agricoltura non ha bisogno di soluzioni high-tech, forse dimenticandosi che se da questa pandemia finalmente ne stiamo uscendo è proprio grazie a soluzioni iper high-tech, perché i vaccini RNA sono obiettivamente una tecnologia rivoluzionaria che ci ha consentito di vivere la pandemia in maniera molto meno grave di quello che ad esempio sta vivendo oggi la Cina. E credo che invece il messaggio da dare
è che non è rocket science, è decisamente qualcosa di più complesso e quindi ha bisogno di tecnologia, tanto quanto il settore medico, dove l'adozione della tecnologia è molto meno avversata dai cittadini. Quindi credo che uno sforzo che dobbiamo fare tutti assieme sia quello di cercare di cambiare la percezione dell'innovazione in agricoltura, perché se non riusciamo a farlo non ne verremo fuori. Dobbiamo riuscire a far capire che la scienza ci può consentire di conciliare produttività e sostenibilità. Dobbiamo far capire che l'innovazione non va necessariamente in contrasto con le tradizioni, anzi in alcuni casi ci può permettere di preservare le tradizioni e non va neanche sempre in contrasto con la diversificazione agricola ed alimentare. Credo che un'altra cosa su cui come scienziati e anche come docenti dovremmo concordare è che l'agricoltura non ha bisogno di definizioni categoriche e dogmatiche. Oggi abbiamo un'agricoltura per tutti i gusti, abbiamo l'agricoltura biologica, biodinamica, conservativa, rigenerativa, simbiotica. Andrea Illy parlava dell'agricoltura virtuosa, come se fossimo tutti delinquenti. Non ci servono queste categorie, perché ad ogni categoria è accoppiato un insieme di divieti e ogni volta che ci neghiamo la possibilità di usare una tecnologia, riduciamo le possibilità di trovare la soluzione ottimale. Noi abbiamo bisogno di combinare tecnologie, combinare soluzioni, misurare qual è l'impatto di ogni combinazione e poi scegliere quella vincente. Io credo che l'agricoltura sia una sola e così come si è sviluppato il concetto di One Health, noi dovremmo usare il concetto di One Agriculture, cioè un unico tipo di agricoltura. E quella che noi vogliamo come unico tipo di agricoltura è quella che produce di più e impatta di meno. Credo che sia importante che riusciamo a educare i giovani a comunicare e divulgare questi concetti, perché possono essere loro i portatori del messaggio che deve arrivare dalle aule universitarie ai cittadini per riuscire a veramente compiere una rivoluzione in agricoltura. Grazie.